Bene, eccoci qua allora, rientrati in studio. Le elezioni regionali si stanno avvicinando, ricordiamo che si vota il 23 e il 24 novembre prossimi, si voterà sia nella giornata di lunedì che nella giornata, scusatemi, si voterà sia nella giornata di domenica 23 che nella giornata di lunedì. Sono state depositate le liste e ora si conoscono tutti quanti i nomi, Ermanno. I candidati. Dei candidati presidenti, abbiamo, lo ricordiamo, Giovanni Manillo per il centro-sinistra, Alberto Stefani per il centro-destra, Riccardo Siumic di Resistere Veneto, che abbiamo già avuto ospite, e poi c'è Marco Rizzo di Democrazia Sovrana Popolare e Fabio Bui, candidato dei Popolari per il Veneto. Fabio Bui che incontriamo questa sera. Sì, allora io partirei con la presentazione e poi presentiamo il personaggio. Ok, vediamo allora la clip e poi salutiamo anche il nostro ospite. Esperienza, concretezza e radicamento nel territorio. Sono questi i tratti che definiscono Fabio Bui, candidato dei Popolari per il Veneto alla presidenza della regione. Classe 1965, Fabio Bui è nato a Mestre nel Veneziano e rappresenta la generazione di amministratori che hanno costruito il proprio percorso partendo dal basso a contatto diretto con i cittadini e con i bisogni reali delle comunità locali. Dopo gli studi al liceo classico, Bui è entrato nel mondo del lavoro per poi impegnarsi come funzionario amministrativo nel settore pubblico, in particolare nella sanità. Per 2 mandati ha guidato il comune di Loreggia come sindaco, un percorso che lo ha portato poi anche alla presidenza della provincia di Padova, incarico ricoperto anche questo per 2 mandati, ed è stato anche per 2 volte presidente del Consiglio delle Autonomie Locali del Veneto, un organismo che ha l'obiettivo di favorire la consultazione e la cooperazione tra la Regione e tutti i comuni e le province venete. Anni complessi ma ricchi di risultati. In quel periodo Bui si è distinto per la capacità di dialogare con amministratori, imprese, cittadini, promuovendo progetti di sviluppo sostenibile, innovazione infrastrutturale e coesione territoriale. Oggi Fabio Bui mette la sua esperienza al servizio dell'intero Veneto. La sua idea di regione è quella di un territorio che cresce in modo equilibrato, dove le aree urbane e quelle rurali collaborano, dove la sanità, la scuola e il lavoro tornano al centro delle politiche pubbliche. Con pragmatismo e passione Fabio Bui si propone come il presidente di un Veneto che ascolta, che decide e che guarda al futuro con responsabilità. Secondo Bui, dopo anni di promesse mancate, il Veneto può tornare a contare, un Veneto che attende l'autonomia e che non è più una periferia dell'Italia, ma una parte integrante dell'Europa. Buongiorno Fabio Bui, allora, è qui con noi e naturalmente ci racconterà quali sono le sue prospettive per un Veneto un po' migliore. Al meglio non c'è mai fine, però diciamo che molte cose sono state trascurate perché l'abbiamo già detto nelle trasmissioni precedenti. Roma non vede il Veneto come un punto di riferimento, anche se noi veneti paghiamo quantità di tasse superiori a tutte le altre regioni in proporzione al numero degli abitanti e peraltro è una delle regioni più industrializzate d'Italia ma anche d'Europa. Questo l'abbiamo fatto in un convegno a Verona. Allora io vorrei partire con quali sono le prospettive. Se lei diventa presidente della regione, se lei ha una mansione all'interno della regione, quali sono le prospettive, quali sono gli impegni, e lo diciamo ai nostri telespettatori. Prego. Restituire il Veneto ai veneti. Questa è una prospettiva, e quando dico restituire il Veneto ai veneti è che i veneti sanno anche determinarsi nelle scelte e dare le priorità alle prospettive dei bisogni che ci sono da risolvere nel Veneto. Non abbiamo bisogno che ci sia Roma o Milano a darci i tempi. Siamo capaci di darci i tempi e scegliere le persone migliori che qui nel Veneto abbiamo.
Perché abbiamo una storia di 1600 anni di Repubblica, quindi possiamo insegnare a tutti. Abbiamo una storia di 1600 anni, abbiamo una storia di amministratori e anche politici che a Roma hanno fatto grande questo Veneto negli anni, un Veneto che si è perso perché si è perso più nelle strategie del consenso politico piuttosto che nelle strategie della soluzione dei problemi. Si è perso negli anni a litigare o a dire quello che gli altri non fanno piuttosto che a quello che noi vogliamo fare. Per questo il Veneto perde in competitività. E il Veneto, da locomotore economico d'Italia, negli ultimi anni rischia di diventare uno dei vagoni e piano piano anche vagoni a retro del treno. Ma diciamo che la politica internazionale ci ha penalizzato sia Trump sia il mercato russo che ci è stato tolto completamente. Prego. Certamente, ma se il Veneto, come succede in questi giorni, lo vogliamo scollegare dall'Europa. E io in questi giorni sono stato veramente amareggiato a vedere questi ammiccamenti rispetto ai leader, anche al leader ungherese, Orban, che ammicca con parte di illustri segretari di partito tipo Salvini, piuttosto che anche la Premier Meloni, per parlare male dell'Europa. Guardate che il Veneto diventa colonia del mondo, non il locomotore, una delle regioni locomotori e traino dell'economia europea. Perché noi qui abbiamo uno dei PIL maggiori a livello europeo, ma lo abbiamo se riusciamo a rimanere agganciati all'Europa. Quindi ci batteremo per l'autonomia? Ci dobbiamo battere, ma un'economia vera. L'autonomia vera è quella che si possa esercitare la responsabilità di utilizzare le risorse che ci sono, avere responsabilità di fare progettazioni e avere idee, non dire sempre non ci sono i soldi. I soldi sono legati alle idee e noi i soldi riusciamo a trovarli. Li troviamo in Europa, li troviamo ovunque, dimostriamo di avere idee e progetti concreti. Ecco, concretezza vuole la politica oggi e vogliono i cittadini. Noi invece stiamo parlando di massimi sistemi ed ogni volta che parliamo per massimi sistemi e annunciamo queste teorie perdiamo elettori, tanto che... Allora passiamo all'argomento la scuola. La scuola ha delle problematiche perché è una scuola vecchia, antica. Oggi c'è e siamo alla vigilia dell'intelligenza artificiale, anzi siamo dentro ormai a pieni polmoni, però naturalmente ai giovani viene negata la possibilità di capire che cosa sarà il loro futuro, perché il loro futuro, bene o male, non possiamo anche lagnarci dell'intelligenza artificiale, ci sarà e dovremo avere la capacità di affrontarla. Prego. Vogliamo una scuola delle nozioni o una scuola che apre al mondo delle professioni? Questo è il tema. Come la vogliamo la scuola? Perché se è solo quella di andare in classe per le nozioni e poi non diamo sviluppo a queste nozioni, non riusciamo ad integrare i nostri giovani con alle professioni. Guardate, anche solo il tema degli indirizzi scolastici. Com'è che scegliamo che un territorio abbia una vocazione rispetto a un'altra? Io, guardate, provengo dall'Alta Padovana, il mio paese, Loreggia, sono stato sindaco 10 anni a Loreggia. È inutile che nel mio territorio, che non ha vocazione turistica, metta un alberghiero, piuttosto devo mettere un manufatturiero, una scuola che insegni, perché alle manifatture lì ci sono fabbriche, certo, meccaniche, e invece delle volte si seminano anche questi indirizzi scolastici in funzione di non si sa quale teoria, se non quella di dire del consenso politico, ecco.
Questo. Diciamo L'altro tema della scuola, gli ITS, corsi dopo il diploma superiore che inseriscono direttamente al mondo del lavoro e professionalizzano rispetto al settore che si vuole poi intraprendere. Dico, l'ITS della moda, che insiste oggi particolarmente nella zona del Trevigiano, Coneglianese Trevigiano. Chi si iscrive oggi a quell'ITS ha già il lavoro fra 3 anni quando ne uscirà diplomato, perché le aziende si sono già accaparrate il personale che verrà formato in questi anni. Così l'ITS meccatronico e tutti i vari ITS. Allora la Regione, primo impegno, la Regione vuole considerare prioritaria questa formazione di inserimento al mondo del lavoro o vuole solo mantenere la scuola qual è? Terzo argomento sulla scuola, un Politecnico Veneto. Dobbiamo creare un Politecnico Veneto, altrimenti i nostri ragazzi, le migliori teste che abbiamo, vanno via, ce le portano via. Allora ecco, vedete, 3 cose concrete che io farei. Ma anche finanziare quelle aziende che sono all'avanguardia, prego. Certamente, guardate che oggi le aziende e soprattutto le aziende del Veneto hanno un problema, sono le migliori a produrre, ma il prodotto Veneto, il Made in Veneto, perde la propria competitività sul cancello della fabbrica, perché poi entra nei meandri di infrastrutture che non ci sono, di tasse e tariffe che solo il costo delle benzine, il tema delle accise e tutto qua, che lo rende poco competitivo. Che Veneto vogliamo dare alle nostre imprese? Quello che guarda sulla direttrice est-ovest, o apriamo i mercati che ci sono già e che oggi guardano a noi con l'Europa? Ecco il tema del collegamento con l'Europa, col nord, dove ci sono i mercati che garantiscono economia. Oggi le nostre imprese non chiedono soldi, chiedono la possibilità di portare nel mondo il proprio prodotto, e su questo non siamo secondi a nessuno. Non vogliono assistenza pubblica, vogliono la possibilità di poter lavorare e vogliono la possibilità di mantenere, di far sì che il prodotto loro sia competitivo nei mercati. Facciamo un passo avanti. La sanità, siamo fermi. E non solo, ma non abbiamo nemmeno il personale per poter sostenere una sanità del futuro che diventa sempre più complessa, sempre più ingarbugliata, ma soprattutto c'è la tendenza a privatizzare la sanità. Cosa vuol dire? Vuol dire approfittare della salute altrui per fare soldi, e questo non è bello. Prego. La sanità, guardi, è il tema dei temi in questo periodo. Siamo la migliore sanità al mondo, ci dicono. È vero, abbiamo i migliori professionisti, i migliori ospedali, le migliori tecnologie al mondo. Facciamo i migliori interventi al mondo, i trapianti. Però non abbiamo più medici, non abbiamo più infermieri. Poi però non abbiamo più medici, non abbiamo più infermieri, ce li rubiamo tra un ospedale e l'altro, tra una struttura, una RSA e la parte pubblica. C'è il mercato per portarsi via quel poco che c'è, senza fare un investimento per il futuro sui medici e sul personale sanitario. Ma parliamo ai medici. Per il personale medico e il personale sanitario, per trattenerlo bisogna pretendere e pagare. Prima pagare. Se non utilizziamo il criterio delle 2P, pagare e pretendere, guardate che noi non siamo competitivi con la sanità privata, perché certo, loro pagano e pretendono. E allora tutto il tema delle liste d'attesa come va superato? Con un metodo semplice:
La diagnostica, per esempio, deve funzionare nei nostri ospedali 24 ore al giorno, perché noi le strutture e le tecnologie le abbiamo, ma non possiamo farle lavorare 6-8 ore al giorno, devono funzionare 24 ore al giorno. Quindi grande piano di investimenti per il personale, grande piano di investimenti e di lavoro per la nostra sanità. L'ultimo tema è quello della medicina di base. Riportiamo la medicina di base al centro. I nostri medici, anche il medico di base che è il primo front office della sanità, deve essere il front office della sanità dei cittadini, non il burocrate sanitario dei cittadini, non quello che fa carte e prescrive, ma è quello che fa la cura dei cittadini. Allora mettiamoli anche assieme e facciamo sì che io cittadino, se ho bisogno del medico, lo trovi almeno dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Conseguenza che i pronti soccorsi, che oggi hanno il 95% delle prestazioni in codice bianco, che possono essere benissimo gestite dal medico di base, saranno liberi e cureranno veramente le patologie acute. Ecco, un'altra cosa importante che fa parte anche della capacità produttiva del Veneto, la viabilità e i collegamenti. Parlo della alta velocità che fino adesso non ce l'abbiamo, forse ce l'avremo nel 3000. Abbiamo il problema della viabilità della infraprovinciale, cioè la linea che collega Venezia con Padova e Vicenza, quindi la metropolitana di superficie. E poi la viabilità, quella normale, quindi abbiamo le autostrade super intasate e pericolosissime, perché andare da Padova a Bologna veramente uno rischia veramente la vita. Allora, perché Roma non ci concede una viabilità capace di agevolare non solo le persone che viaggiano, ma anche la produzione? Una delle cose che non viene mai detta è che ci sono persone che muoiono per la strada e non vengono considerati vittime del lavoro, ma sono camionisti. Quelli non sono mai conteggiati. Se uno casca da una scala sì, ma un camionista che in un'autostrada intasata ha degli incidenti che sono mortali non è considerato tale. Prego. Le infrastrutture viarie oggi devono essere quelle che determinano lo sviluppo. Ma come si fa pretendere, visto che paghiamo le tasse? Lei ha usato il verbo giusto, pretendere. Il Veneto deve pretendere il rispetto da Roma. Deve pretendere il rispetto da Roma, non essere supino a ciò che si fa da altre parti. Stiamo parlando da giorni, anche ieri c'era il tema del ponte sullo stretto di Messina. Benissimo quell'infrastruttura, nessuno nega che può essere motivo di sviluppo, ma oggi è prioritario per lo sviluppo del paese il ponte sullo stretto di Messina o è prioritario dare alle regioni come il Veneto le infrastrutture viarie che si merita e che da anni ed anni non sono state più fatte? Eravamo ancora ai tempi di Bisaglia, di Rumor, sì, quando si parlava di infrastrutture, ma Bisaglia e Rumor ero piccolo io, certo, quando sono mancati. Dall'epoca si è persa la politica del Veneto, o meglio la politica che a Roma si fa rispettare. Allora io dico, perché siamo qua, il tema, guardate, se non ci colleghiamo a questa benedetta Europa tramite anche il corridoio della Milano, della Venezia-Monaco, ma piuttosto ancora più semplicemente dico, è stata fatta una pedemontana che qualcuno dice non serve, ci sono stati degli errori, costa troppo, c'è stato si è inquinato, benissimo, chi inquina deve andare in galera, ma visto che c'è, colleghiamo
Padova, la provincia di Padova, tramite quella benedetta 308 che ci sono voluti 40 anni per farla, colleghiamola con la Pedemontana, portiamo traffico in Pedemontana, ma colleghiamo fieramente la zona industriale padovana, nonché il costruendo ospedale che fra 10 anni ci sarà qui nella zona di Padova Est, colleghiamola con i mercati europei. Guardate, questo ci chiede la gente, questo ci chiedono gli imprenditori. Altrimenti non facciamo assolutamente il compito a cui siamo e saremo eletti, che è quello di risolvere i problemi, non di parlarle o di raccontare i problemi. Certo. Allora, qual è il programma? Quali sono i punti essenziali? Abbiamo parlato in generale di quelle che sono le problematiche del Veneto, il vostro impegno sarà in questo senso, ma quali sono i punti essenziali del percorso che voi proponete ai nostri elettori? Il programma è molto semplice, abbiamo già declinato nelle risposte. Quando mi dicono, ma lo riassumiamo rapidamente. Quando mi dicono cosa farai nei primi 100 giorni, nei primi 100 giorni io dico intanto sistemiamo il tema delle liste d'attesa e della sanità. Questo è prioritario perché poi io lavoro anche nell'ambito sanitario. Sul sociale non serve parlare di case di riposo, su cui poi, perché adesso il tema è mancano le case di riposo, se poi non possiamo mandare i nostri anziani perché non riusciamo a pagare le rette sulle case di riposo. Il sociale è ben altra cosa, è garantire un benessere di vita, un benessere anche territoriale dei nostri cittadini. Tema della sicurezza in generale, però la sicurezza in generale dal punto di vista delle infrastrutture per garantire sicurezza, perché il tema della sicurezza poi è più legato al Ministero degli Interni, è compito dello Stato garantire la sicurezza, però la Regione può far molto in termini di investimenti infrastrutturali, famose telecamere, famose videosorveglianza sul territorio, e su questo occorre agire subito. Il tema della scuola l'abbiamo affrontato, sicurezza idrogeologica. Questo territorio sta pagando anni ed anni di mancate scelte. Certo. Non è vero che non è stato fatto niente, l'abbiamo visto anche l'ultima decennio di questa regione, investimenti ne sono stati fatti, però ci siamo veramente seduti in alcuni settori di intervento perché la legge non garantiscono tempi di azione veloci, voi perché ci sono migliaia e migliaia di vincoli e di fardelli burocratici che sembrano insuperabili. Ve ne racconto uno. Castelfranco Veneto, la zona della Castellana, la zona del Campo Sampierese, dall'Oreggia fino a Padova, negli ultimi anni sono andati sotto almeno una decina di volte, perché il muson tracima. Danni incalcolabili. Io ho vissuto 2 alluvioni nel mio mandato, danni incalcolabili. Sapete perché non viene conclusa una vasca di laminazione di 1 milione di metri cubi d'acqua? Perché sottoterra, nella zona dell'Alta Castellana verso Una di Fonte, c'è un vincolo architettonico perché sottoterra, dal tempi di Giulio Cesare, quindi in epoca romanica, ci sono i ruderi di una casa colonica e non possiamo allagare il terreno sovrastante al bisogno, perché poi è al bisogno che si allaga. Allora preferiamo che un vincolo architettonico su dei ruderi prevalga rispetto alle famiglie che oggi hanno patito danni incalcolabili e ancora oggi hanno visto e stanno pagando danni alle proprie abitazioni.
Sì, ma ci sono ancora persone che hanno fuori nel giardino di casa tutti i mobili che sono stati rovinati dalle alluvioni continue che sono arrivate. Provate a visitare la zona della Castellana e del Campo San Pierese per capire se ha senso che un vincolo architettonico e dei beni culturali prevalga rispetto alla capacità della regione di decidere, anche laddove c'è da andare contro la sovrintendenza dei beni architettonici e dire basta con queste cose qua. Ci sono temi come quello degli interventi idrogeologici, come quello delle infrastrutture, che hanno valenza pubblica, che devono essere fatti con poteri commissariali. Uno deve decidere, e deve decidere subito, perché i tempi delle leggi ordinarie sono incompatibili con i bisogni dei cittadini. Grazie, grazie, e mi auguro che i telespettatori abbiano seguito la cosa, ma soprattutto che i telespettatori vadano a votare, che votino liberamente, perché noi naturalmente le scelte le proponete voi e naturalmente dovranno andare a votare, perché l'importante è non delegare altri al comando della nostra regione. Grazie. La cosa importante è proprio richiamare i telespettatori al voto. Certo. Guardate che per cambiare occorre andare a votare. Certo, grazie a Fabio Bui, e ricordiamo ai telespettatori, torno a ricordare che si vota il 23 e il 24 novembre, domenica 23 dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15. Le liste ci sono, noi cerchiamo di fare al meglio il nostro lavoro, pur nei limiti tra virgolette degli spazi, e per informare appunto anche voi che siete a casa, e per questo infatti questa sera proseguiamo la nostra attività e troveremo un altro politico subito dopo la pubblicità, tra poco.